studiolo di Mauro Corona, personaggio che non ha bisogno di grandi presentazioni ormai. Ma forse mi scambiano per Fabrizio Corona. Sarebbe anche Comunque Mauro Corona, scultore, e qua siamo circondati dai suoi capolavori in legno, scrittore, fenomeno editoriale, cantore di queste montagne, e siamo venuti oggi qui per parlare con lui di una storia di tanti anni fa, una storia anche piena di misteri, una storia decisamente interessante che riguarda un personaggio che ha incrociato la sua storia e il suo destino con quello del paese di Erto, Don Giusto Pancino. Sì. Non era... Passami un toscanello lì per favore, le sono lì nel portaciche, scusatemi, ma poi tagliate o... No, tranquillo. Potete fumare, eh? Don Giusto Pancino non era solo un prete, un pievano di un paesino di montagna, è un personaggio piuttosto controverso e misterioso che probabilmente ha avuto un ruolo importante nella grande storia, perché era confessore di Benito Mussolini, amico e confidente di Edda Ciano, della figlia del duce Edda Ciano. Pare che abbia avuto un ruolo anche nelle trattative tra l'Italia della Repubblica Sociale e gli alleati, e forse addirittura ci sono alcuni studiosi che sostengono, pur non avendo prove concrete, che abbia lavorato anche come spia o come agente segreto per i nazisti. Sul finire della guerra parrebbe che qui a Erto abbia nascosto qualcosa. Allora, questa storia parte molto lontano. Io ero, insomma, non ero neanche più giovane e frequentavo un uomo di Erto, ora che ero molto amico, e sono amico anche del fratello. Anzi, su questa storia mi piacerebbe un giorno che torni fare due parole anche col fratello, che è del 32 e probabilmente gli ha detto qualcosa. Mi parlava un giorno: tu che to subon da rocè, che vuol dire tu che to subon, tu che sei capace di scalare, vai a vedere se trovi quella cassetta. Ecco, ma molto prima che fosse colpito da una malattia che lo rese una malattia invalidante. Ora non dico il dettaglio che malattia, altrimenti si può anche... Prima però era già vecchio, insomma non ce la faceva più lui andare a cercare sta cassetta. E io gli chiedo: ma c'è cassetta? E cominciò, perché di un Giusto Pancino mi aveva parlato anche mio padre, mi aveva parlato mio nonno, e era questo prete temibile che salvò il paese, tra l'altro dall'istruzione, che bloccò i tedeschi, viaggiava con la pistola, questo me l'ha detto mio padre, sotto la tonaca, ed era, lo si sa, mi ricordo che forse negli anni 70 la rivista Epoca gli dedicò almeno un 20 pagine, bisognerebbe andare negli archivi a trovare. C'è cassetta, gli ho detto, c'è. E quando era qui Don Pancino, io che ero, mi chiamò, perché ero abile rocciatore, e c'erano ancora due abili rocciatori qui, sempre del 22, che quelli non c'entrano con questa faccenda, ma era Pine de Bado e Vittorio de Crosta, grandi rocciatori, soprattutto Vittorio, avevamo anche lui però il coraggio leggendario di questo mio amico che era già anzianotto, e mi parlò di queste 3 cassette, che le vide. Ah, 3? 3, 2 finirono in Svizzera. Ah, ok. 3 le cassette. E come fa? Come posso affermare io che 2 finirono in Svizzera? Perché quest'uomo mi disse che il prete gliel'aveva detto: queste vanno in Svizzera, questo doveva andare in Svizzera. Questa, che era circa quadrata, lunga, parallelepipede, con due fasce che la tenevano ben assemblata di ferro, due lamiere, e mi pare un lucchetto o 2, ma mi pare che venisse. Io ho detto: ma cos'era dentro in queste cassette? Perché io sono interessato, ho sbagliato mestiere, io farei l'archeologo. Ah, c'era una pistola che crei una Luger, e lui disse la Luger. Poi c'erano degli ori, però non mi ricordo se mi ha detto monete, no, mi disse robe de or, braccialetti o collane o medaglie, non lo so. E poi c'era il resto piena
di documenti, descerte, piena descerte, perché in realtà di carte. Alcune nelle buste, altre sono impilate legate, e mi disse, quest'uomo disse che Don Pancino disse di nasconderla bene e di ricordarsi dove la metteva, e che stesse asciutta, mettela in tal sud. Allora lui mi ha detto, per metterla in tal sud non poteva sapolirla sotto, non potevo seppellire. Allora trovai un altro sulla parete e lui mi disse, e per quello che mi disse, vai io sotto il cornetto, verda se tosciate che la cassetta, tu che to su bonda scalè. Perché Don Pancino fu anche depositario per qualche tempo di alcuni spezzoni dei famosi diari di Ciano. È per quello che le cerco io. Esatto, quindi è verosimile, qualcuno ipotizza che possano esserci documenti risalenti ma sicuramente sono documenti del Duce o di Ciano. Esatto. Perché lui, quest'uomo non mi disse, lui non sapeva, anzi dice le certe, però no. Ma visto il passato di Don Pancino, visto i legami che aveva e la cautela che ebbe, perché mi disse quest'uomo, non voglio fare il nome, ma che due vennero con una macchina, anzi con due macchine, e le portarono via. La terza gli disse, questa qua tu me la nascondi. Siccome lui era un abile rocciatore, la portò lì sotto la parete del corridoio. Ma io gli ho detto, ma come faccio a trovarla? E ho detto, quindi su, queste qui non me le invento, quindi su, ma verda che le triste. Cioè, vuol dire, devi scalare un 7-8 metri, mi disse, o forse anche di più, ma sta attento che è triste. In realtà andare sul triste vuol dire che è difficile, ma lui era capace. E questa è la storia che poi io mi sono dato anche, ma ho fatto sempre delle ricerche frettolose e in giornata, e lì bisogna passare tutta la parte, qualcuno ci è andato, perché ovviamente io l'ho scritto anche sui libri, e ha trovato dei fucili, non mi ricordo più, Piero. Le voci del bosco forse? No, anche da Poccolo, non mi forse i segreti della montagna, però l'ho scritto almeno 2 o 3 volte. E qualcuno ci ha provato e ha trovato dei fucili, ad esempio, ma la montagna nasconde tesori, nasconde cose. Io questo vi dico, e lo dico con estrema verità. Dopodiché il protagonista che mi ha raccontato è morto, l'ha detto ad altri, perché uno può obiettare, ma perché a te sì e non ai suoi familiari? Non lo so perché. Bisognava chiederlo, forse l'ha anche detto e non vogliono dirlo. Una volta parlando con suo fratello mi disse, ehi, perché la piate alta, però sempre sul vago, ma io vorrei, magari se tornate, oggi non, se tornate andare da suo fratello e dirgli, ma t'ha mai detto, t'ha mai accennato, t'ha mai... Perché ti confesso che la mia idea sarebbe proprio quella di fare un reportage sulla ricerca. Poi che lo troviamo o non lo ritroviamo... io me la sento che li trovo. Però, insomma... E voglio andare da solo, perché se li trovo con altri mi buttano giù. Non li trovo da solo. Di noi ci fiderai. Non di nessuno. No? Fai bene. Guarda che faccio. No, mi piacerebbe non per passare gli onori della cronaca o per venderli, ma per dire, ecco, Erto nel suo piccolo custodiva un qualcosa di insaputo, perché Don Pancino era una potenza. Non so, io ho sentito più volte gente di Erto ormai che è scomparsa, ma che avevano anche mio padre stesso. Mio padre, mi ricordo, non so cosa gli sfuggì e si beccò, ma era già adulto, non so se era già tornato dalla guerra, perché mio padre ha fatto la guerra sul mare. C'è una... Come si chiamava tuo papà? Corona Domenico. E quindi, cosa stavo per dire lì? Che si è preso uno scappellotto da... Sì, ecco, non so cosa gli sfuggì, gli ha dato 2 legnate e mio padre è stato zitto non per paura, perché l'avrebbe steso che mio padre... E perché lì rischiavi veramente di farti male a toccare a rispondere a Don Pancino. Era una potenza. E vi dico una roba, non si sa ancora nulla di Don Pancino. Di Don Pancino, ho visto un libretto, anzi devo averlo da qualche parte. Sì, ma è anche bello. Sì. Poi c'era anche il vecchio Don Matteo Pasut, che ha scritto un libricino molto avventato, ma
però di Don Pancino veramente mi piacerebbe, per curiosità filologica o etica, perché di Don Pancino non si sa ancora nulla. Penso sia stato lui a sposare la figlia di Edda Ciano. Edda Ciano non credo, non però credo. la stessa Edda Ciano nel suo diario, nella sua autobiografia, Lo nomina. lo nomina più volte e dice che praticamente loro erano amici di infanzia perché abitavano nello stesso quartiere a Milano e la loro amicizia è nata lì, E poi proprio compagni di gioco. E poi mi chiedo, uno così, perché l'ha mandato a Erto? C'è qualcosa che non torna? Perché proprio in questo remoto paesino, Sì, in mezzo alle montagne? uno di quella cultura, di quella potenza, di quella autorità. Quello non era un prete normale, quello vestiva la tonaca e celebrava ovviamente. A me ha sempre affascinato questa figura, che non si sa nulla, e da qualche parte però c'è chi sa, perché basterebbe trovare sta sciagurata cassetta. A me quest'autunno quando cade la foglia, perché lì ti perdi, sembra facile da qui, ma lì trovi canalini, canaloni, salti. Una volta sono andato col mio cagnolino, roba che si ammazzasse, e fu una ricerca interrotta perché non riusciva a venire su, e quindi basterebbe trovarla. E mi piacerebbe anche perché questo suggellerebbe, come si dice, questo racconto che mi è stato fatto, ma non una volta, ha detto almeno una decina di uova a Tova a Veighere che la cassetta.